Appuntamenti in agenda per mercoledì 28 dicembre. Nella sala Carlo Bo di Palazzo Fasce a Sesto Levante apre la mostra fotografica Scatti da Genova barocca, a cura del fotografo Andrea Malaspina, sui palazzi dei Rolli e su alcuni dettagli del barocco genovese. La mostra sarà visitabile fino al 15 gennaio, tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. A Santa Margherita Ligure, grazie al Lions Club Santa Margherita Ligure Portofino, si rinnova l'appuntamento con il Confuego. Dopo le restrizioni degli ultimi anni, anche questo evento ritrova il suo normale svolgimento. Il programma prevede la partenza del corteo alle 9:30 da Piazza San Siro, la cerimonia di scambio degli auguri tra l'abate e il doge e il successivo fuoco beneaugurante si terrà in Piazza Caprera alle 11:20. A Chiavari, nei campi della Bocciofila chiavarese, a partire dalle 14, gara di bocce riservata ai ragazzi under 12 e 15. Seguirà un momento di festa per brindare insieme alle festività natalizie. Alle 17 in sala Carlo Bo, al primo piano di Palazzo Fasce a Sesto Levante, la presentazione del libro Codex Rubens con disegni di Marco da Ponte, testi di Michel Hollard e Nathalie Neu. Dialogherà con Da Ponte Beppe Mecconi, artista e scrittore, direttore della collana Topfer. A Chiavari lo spettacolo Doria e Fieschi a confronto apre il nuovo miniciclo di Obiettivo Creatività all'Auditorium San Francesco. La rassegna, organizzata da Lunaria Teatro e assessorato alla cultura, fa parte del progetto di valorizzazione del complesso di Palazzo Rocca. Si inizia alle 17. Per la rassegna Chiese in musica, nella Basilica dell'Annunziata del Vastato a Genova alle 20:30 si esibiranno diversi cori in canti di Natale, il coro Montiliguri, il coro Montecauriol, il coro polifonico di Santo Stefano d'Aveto e il coro 2015 Amici della Montagna. A Recco concerto del coro Loderò con il programma Lodiamo il Signore con gioia alle 20:30 nel santuario di Nostra Signora del Suffragio. Evento didattico a cura dell'associazione Limet. Alle 20:45 a Genova nella sala Coop Val Bisagno si parlerà di didattica invernale con Matteo Sacchetti e di neve in Liguria con Paolo Bonino. Concerto di Natale alle 21 nell'abbazia di Santa Maria Finalpia, Finale Ligure, si esibirà il coro polifonico Sine Nomine diretto dal maestro Gianluca Viglizzo. Infine alle 21 al Teatro Sociale di Camogli replica dello spettacolo Dove vive la volpe di Maria Grazia Tirasso. Ingresso libero, raccolta fondi a favore dell'associazione La Band degli Orsi che opera nell'ambito dell'ospedale pediatrico Gaslini.